L'ha visto alle 9:30 passare di là e tutte le ricerche però le hanno spostate di qua, no? Ma è questa persona che lo ha visto quando lo ha detto di averlo visto? Gliel'ho chiesto io adesso perché lo conosco. Al quarto giorno di ricerche cade la pista dell'allontanamento volontario, ipotesi valutata dalle forze dell'ordine per non lasciare nulla di intentato. Sono all'incirca le 10 quando a Pralongo di Forno di Zoldo una persona che conosce Federico e i suoi familiari riferisce di averlo incontrato lungo il sentiero che si trova nella parte opposta al Pramper, dove stamattina i soccorritori si erano spostati per concentrare le ricerche nell'area della cella telefonica che ha agganciato il cellulare dell'escursionista disperso da giovedì mattina. Sono momenti concitati, difficile non cedere allo sconforto. Siamo al campo sportivo di Pralongo di Forno di Zoldo e siamo al quarto giorno di ricerche di Federico Lugato, il 39enne residente a Milano ma di origini veneziane, che è partito per una passeggiata giovedì nella prima mattinata e che ha fatto perdere letteralmente le proprie tracce. Dagli studi fatti praticamente lui non ha mai risposto ai messaggi ricevuti entro le 10 del mattino, quindi vuol dire che gli è successo un incidente nella prima mattinata, dalle 9 a mezzogiorno. Federico dunque potrebbe essersi trovato in difficoltà nemmeno un'ora e mezza dopo essere partito per la passeggiata dalla quale sarebbe dovuto rientrare all'ora di pranzo. L'ipotesi è che il 39enne abbia deciso di percorrere a ritroso l'anello del Tamer San Sebastiano, che l'avrebbe comunque riportato a casa a Pralongo. Sembra che poi adesso l'abbiano avvistato che andava su dal di qua, quindi avrebbe fatto la strada al contrario. Però diciamo che il percorso che lui aveva, l'unica piantina che aveva lui, segnava questo tragitto qui. Per cui questa è la zona che abbiamo controllato di più. Vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza con le unità cinofile, droni e elicotteri oltre ai volontari. Un esercito di persone sta cercando Federico con tutti i mezzi a disposizione. La famiglia rinnova l'appello affinché l'attenzione continui a rimanere alta e esorta alla mobilitazione.